Oggi è la Domenica delle Palme. Cosa rappresenta per i cristiani questa giornata? È una giornata importante perché dà inizio alla settimana delle settimane, che è la Settimana Santa, dove celebreremo il cuore della settimana, che è appunto il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risuscitato. È un'esperienza di fede che attraverso anche la pietà popolare Joppolo sta vivendo in maniera molto interessante e bella. Perché delle palme, il simbolo della palma? Il simbolo delle palme perché dell'oliva in particolare, Gesù che entra glorioso, osannato in Gerusalemme, quindi si ha la commemorazione di quell'evento, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove il popolo riconosce una parte della personalità di Gesù. È una settimana importante questa per i cristiani, con vari appuntamenti: mercoledì la Santa Messa Crismale, poi il lavaggio dei piedi, fino ad arrivare alla giornata del Venerdì Santo e poi la Resurrezione. Sono tutti momenti significativi della nostra fede, che abbiamo bisogno di essere un po' più sensibili a riscoprirne il valore. Oggi molte feste della nostra tradizione, la nostra fede cristiana sono state svuotate dal di dentro. Abbiamo bisogno di recuperare il linguaggio della fede per poter vivere bene queste tappe dell'esperienza di Cristo, che sono anche le tappe del discepolo di ciascuno di noi. Ecco, quale raccomandazione fare a un cristiano? La raccomandazione che faccio è di mettersi in sintonia, ecco, con la voce del Maestro, Cristo Gesù, ascoltare la sua parola e poter vivere a cuore con il suo messaggio, che è un messaggio di umanizzazione dell'umano, perché Gesù con il dono totale di sé è venuto a dirci che soltanto l'amore fa crescere, soltanto l'amore produce il bello, il buono e il vero, di cui ha bisogno l'umanità di oggi.